Alla fine sono riusciti a salire, ma la porta del rettorato era chiusa e il senato accademico in corso. Pomeriggio ad alta tensione, quello vissuto all'Università di Padova, al Bo. Gli studenti pro-Palestina sono tornati a protestare per chiedere il boicottaggio e lo stop di tutti i rapporti con gli atenei israeliani. Gli studenti del collettivo Katai, del Fronte Gioventù Comunista e dei giovani palestinesi hanno cercato così di impedire l'accesso ai senatori accademici che dovevano partecipare a una seduta del Senato insieme alla rettrice Daniela Mapelli. A bloccarli però hanno trovato la polizia. La Digos è intervenuta creando un cordone umano per respingere gli studenti in protesta e consentire il passaggio dei senatori che dovevano entrare in rettorato. Respinti e non ammessi alla seduta, gli studenti pro-Palestina, che hanno riportato le tende all'interno del cortile del Bo, hanno improvvisato un'assemblea pubblica e poi un corteo fino a raggiungere la porta chiusa del rettorato.